Amici di QDP News, ci troviamo a Susegana, nel castello di San Salvatore, per raccontarvi la nuova edizione di Vino in Villa, l'appuntamento dedicato alla scoperta e alla promozione del prodotto principe del nostro territorio, ovvero il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. E allora andiamo insieme a vedere questa 20ª edizione di Vino in Villa. Il 20° anno vuole sancire proprio una manifestazione della comunità del Conegliano Valdobbiadene. Il fatto che i produttori del consorzio abbiano voluto coinvolgere la ristorazione del territorio, abbiano voluto collaborare con l'associazione Beato Toniolo e con la diocesi di Vittorio Veneto per aprire quei tesori che sono nel nostro territorio, è proprio la volontà di mettere in primo piano la qualità di questo nostro scrigno che si chiama Conegliano Valdobbiadene. Quest'anno vogliamo chiaramente creare le condizioni affinché l'enoturista, il consumatore, capisca che il vino diventa sempre più territorio, un rapporto stretto e imprescindibile. La qualità del territorio esprime la qualità del vino. Per noi è molto importante essere qui, molti di questi produttori hanno studiato a tempo debito in questa scuola e quindi essere qui presenti con loro è un rapporto anche per confrontarsi e insomma, vedere cosa si può ottenere da questa manifestazione. Che cos'è il Vino in Villa per un produttore? È una grande occasione per mettere in mostra i propri prodotti e per confrontarsi con altre realtà della zona. Essere qui a Vino in Villa per un'azienda del territorio cosa significa? Ma sempre di più la pubblicità, per fortuna, fa sì il marketing di portarci a conoscenza di questi eventi in tutto il mercato estero, soprattutto abbiamo avuto parecchi tedeschi, austriaci, e quindi far conoscere i nostri prodotti che già comunque ci conoscono da anni, ma è sempre importante comunque partecipare a questi eventi per far vedere che siamo presenti nel territorio. È un appuntamento sicuramente fondamentale perché trasmettere un territorio, poi Conegliano Valdobbiadene, che è un territorio unico nel suo genere, che bisogna assolutamente tutelare e valorizzare in tutti i modi, anche perché passerà a patrimonio dell'UNESCO, che per noi rappresenta un biglietto da visita fondamentale sia nel territorio nazionale che internazionale.